Bene, siamo in un luogo magico oggi, meraviglioso. Siamo con Norma nel suo atelier, nel suo showroom. Norma è una donna meravigliosa ed elegante che a un certo punto ha avuto una necessità nella vita. Perché? Anzitutto benvenuti. Grazie. E la mia necessità è stata quella di esprimere ciò che sentivo a livello creativo, e avendo la possibilità di creare, di produrre, ho lasciato spazio a questo mio bisogno. Mi sono concessa questa possibilità e un po' alla volta ho cominciato a creare i prodotti che trovate qui, che si possono trovare qui. Bellissimo. Dunque Norma non solo crea e realizza con l'aiuto del suo staff, giusto, il suo team e le sue sarte, una grande serie di prodotti e forse uno dei primi era stato il telo da mare. E com'è partita la storia dei teli mare? Da una sensazione personale di non trovare un telo mare che mi gratificasse nel momento in cui lo utilizzavo, per cui ho creato dei teli mare di forme differenti, di materiali più corposi, più sostanziosi, e poi rifiniti come in quel momento gradivo, non so, con delle nappe, delle passamanerie, dei cordoncini, insomma con degli elementi che li caratterizzassero un po' di più. E poi ho creato delle tracolle in modo tale che fossero trasportabili, arrotolabili, trasportabili a spalla, a tracolla, a mano, insomma così. Quindi diventano quasi un accessorio un po' i tuoi teli. Sì. Che tipo di donna sono un accessorio? Un po' ambiziosa, e anche amante dell'aria aperta, della natura, del mare, non so, del vento in barca, queste cose così, che ama vivere le esperienze anche all'esterno, però in maniera confortevole, con accessori di qualità, non so, in cui ci si senta bene mentre si usano. Quindi un po' sentirsi bene, di qualità, eleganti tutti i giorni, non solamente, non serve. Libero, ecco, sì. Bene, speriamo di riuscire tutti quanti, siamo assolutamente curiosi di questo. Sì, è un po' soggettivo, è un'esperienza che uno sente, non dico una necessità, però un piacere, diciamo. Per me è un piacere, ecco. Ok, perfetto, quindi lo stile che tu vuoi esprimere qui sicuramente è uno stile unico, giusto? Un po' particolare, cioè che non sia un qualcosa di omologato. E anzi non è proprio tua abitudine omologarti a ciò che va di moda, alle stagioni, alle collezioni, a tutto questo un po' abitudine, moda di cambiare tutto ciò che va di moda ogni stagione. No, diciamo che io non seguo le collezioni, non produco collezioni, bensì spinta un po' dal momento, dalla stagione, quindi non so, dal bel tempo, dalla luce più chiara, più luminosa, oppure verso l'inverno dai colori che un po' scaldano e proteggono un po' più noi, insomma, e compongo degli abbinamenti con l'idea poi di creare degli oggetti che abbiano un utilizzo, non so, le borse, anche complementi d'arredo per la casa. E anche le scarpine, ecco, o i turbanti, i cappelli, e quindi cerco materiali che a seconda della stagione si adattino bene, e anche i toni abbinandoli, e poi li propongo. Mi hai raccontato un pochino del tuo processo creativo, quindi di come viene creato, che è molto spontaneo e credo sia assolutamente sia il suo bello, giusto? Quindi anche perché chi viene qui potrà ammirare degli abbinamenti e anche ambiziosi, nel senso non solamente classicissimi o normali, non troviamo solo il ton sur ton, ma anche degli abbinamenti un pochettino più particolari. Diciamo che ho un po' la fortuna di disporre di una disposizione visiva dei miei materiali, per cui a seconda del momento pesco un po' qua, un po' là, metto insieme, e tante volte in effetti il contrasto, l'utilizzo del contrasto secondo me è l'elemento decisivo per dare più carattere a ciò che poi verrà confezionato. E quindi anche a chi lo indossa, che a quel punto potrà esprimere un po' del suo carattere. Sì, allora le mie sono tutte proposte.
Io propongo articoli, oggetti, accessori che poi ho notato anche in questa esperienza si incontrano in un attimo con chi li nota e li sente già come subito propri, no? Ecco, e nella mia esperienza personale questo mi ha aiutato un po' ad andare più incontro a me stessa. Cioè io mi sono data questa possibilità e mi sono un po' più avvicinata a magari a quello che potrei essere un po' di più veramente, no? Sì. Ecco, e quindi spero che anche le altre persone possano cogliere e vivere questa esperienza anche con le mie proposte, oltre che in altri ambiti, ecco. Che bellissimo augurio, quindi avere un po' un talismano, no? Per essere un pochettino più se stessi. Mi metto questo e dici oggi mi metto la borsina della Norma e così è proprio così. Sì, no? non so, sono comunque pezzi unici, quindi ognuno ha una propria identità. È vero che noi offriamo il servizio di personalizzazione, creiamo noi, confezioniamo noi direttamente, quindi abbiamo questa possibilità di poter agire in produzione, personalizzando in base alla richiesta del cliente. Comunque sono tutti pezzi unici, ecco. Bellissimo, quindi sì, non vediamo già l'ora di indossarli, cara Norma. Bene, grazie e alla prossima esperienza, la Venice Fashion Week Digital.